Buongiorno a tutti, sono Stefania Ferrari, sono facente funzioni dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia di Cittadella, ULSS 6 Euganea, e oggi abbiamo pensato insieme alla coordinatrice ostetrica Monica Chiomento di fare un video per presentare tutte le novità in campo ostetrico che abbiamo elaborato solo per voi. Adesso passo la parola a Monica Chiomento così ve le illustrerà. Buongiorno, noi abbiamo fatto questo video che riguarda la sala parto, dove voi potrete vedere la nostra struttura. È una struttura rivista e adeguata al momento attuale, dove voi potete entrare con il partner e rimanere assieme a lui tutto il tempo del travaglio, del parto e del postparto. Abbiamo pensato di farvi vedere anche che la nostra struttura offre un ambulatorio per la gravidanza a basso rischio seguita dall'ostetrica, oppure per la gravidanza che non è propriamente fisiologica seguita dall'ostetrica in collaborazione con il medico. Inoltre le nostre ostetriche partecipano anche allo screening di primo livello e con il medico, il nostro ginecologo, partecipano allo screening di secondo livello. Teniamo conto che in questo periodo di pandemia abbiamo dovuto subire delle restrizioni e che adesso stiamo cercando un po' di modificare e di ampliare grazie al fatto che i contagi sono un po' diminuiti, per cui abbiamo ampliato l'orario di apertura di visita dei partner, solamente dei partner, che va dalle 16 alle 21. Ed inoltre le mamme che entrano in travaglio o che entrano in reparto e che sono Covid positive potranno avere al loro fianco il partner dopo che sia stato adeguatamente preparato, quindi vestito con i dispositivi di prevenzione, e che abbia eseguito un tampone lui stesso che sia risultato negativo. Tutto questo per agevolare la vostra presenza all'interno della sala parto e per cercare di rendervi più confortevole possibile il soggiorno presso di noi. Sapete che per qualsiasi cosa noi siamo disponibili a trovare una soluzione adeguata ad entrambi e che siamo comunque sempre e solo dalla vostra parte.